Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo, da come avete visto dalla pillolina, sulla via di Damasco, nel bel del cammin facendo sulla via di Damasco. Ma prima di iniziare questa micropillola, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Degarda, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano e venirci a trovare nei nostri bellissimi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il Degara Marietto Veneziano, coadiuvati da Midas, tengono un percorso esoterico con degli insegnamenti esoterici. Se siete interessati, qui sotto nella descrizione ci sono i link. In più, se vi scappa anche un super like e magari anche un bellissimo commento a favore del vostro Marietto Veneziano, se lo scrivete mi fate un bellissimo piacere. Bene, iniziamo su questo racconto fantasy, perché sapete che ormai il vostro Marietto racconta sempre cose fantasy. Prima di tutto, perché si dice sulla via di Damasco? Perché 2000 anni fa circa c'era un serial killer che andava a cercare persone che in quel momento non si chiamavano ancora cristiane e li trucidava, come si suol dire, li uccideva. Però andando sulla via di Damasco a un certo punto ha incontrato una illuminazione, ha incontrato qualcuno che gli ha detto: ma perché perseguiti quelli che seguono me? E a un certo punto restò folgorato, fulminato per 3 giorni e si convertì e non diventò più un serial killer. In un certo senso, in questa, come si dice, chiesa di Stato, in questa, clero di Stato, abbiamo un serial killer convertito. Quindi si dice sempre sulla via di Damasco quando una persona si converte dal nero al bianco. E qui mi riallaccio per una storia che è successa al vostro Marietto tanti anni fa. E lo vediamo nel 2000, è sempre una storia fantasy, no? E cosa è successo? È successo che in quel periodo lì il vostro Marietto faceva il formatore per adulti in informatica e il datore di lavoro del vostro Marietto aveva costruito uno stabile e sull'ultimo piano doveva, come si suol dire, far entrare una società di assicurazioni. Questa società di assicurazioni però avrebbe dovuto pagare molto e quindi in quel momento lì doveva venire a visitare i locali e l'agente generale con la sua compagna. Qualche giorno prima il direttore e il mio datore di lavoro, cioè il padrone di tutta la società e anche dello stabile, mi vengono a dire che sarebbe arrivato sia l'agente generale che la sua compagna a vedere i locali e che molto probabilmente sarebbe venuto giù anche nelle classi a vedere noi. Mi disse anche: stai attento perché la compagna di questo tizio è anche una forte veggente, dicono che della regione è la più forte. Il tipo era anche uno che, come si suol dire, era lanciatissimo, era stato prescelto dalla sua agenzia generale perché in quella regione dove abitavo, diciamo, la sua società di questa assicurazione si era fusa, nel senso aveva 2 zone, 2 agenti e ne aveva scelto uno e chiaramente aveva vinto questo signore qua. Questo signore qui quindi era il top della gamma per questa assicurazione grossa a livello nazionale. Quindi viene questa signora e questo signore, lui avrà avuto 10 anni più di lei, fanno il giro dei locali di sopra, che erano immensi, erano palazzi di lusso per quel periodo, poi scendono e io in quel momento lì non avevo corsi e stavo mettendo poi a posto il computer in aula, li stavo sistemando, li stavo resettando, stavo facendo qualcosa a livello informatico con un altro collega. Quindi fanno anche il giro del piano di sotto dove c'ero io e un mio collega che stavamo lavorando. Il direttore e il padrone vengono dentro in aula con questa signora e questo, come si suol dire, agente generale. La tipa mi guarda e fa un sussulto e dice: questo è Kaiser Sosa. Al che, per chi non sapesse chi è Kaiser Sosa,
è un nome che hanno dato a un attore che ha fatto un film, no? Nel senso, in un film c'era un attore che si chiama Kaiser Sousa, e io, avendolo visto, ho capito cosa stesse dicendo, no? Ma ho pensato, ma magari conosce il mio babbo, no? Al che ho pensato, sicuramente conosce il mio babbo, e quindi ha detto questa frase qua. Morale della favola: se ne vanno. mm? Lei se ne va via un pochettino traballante, no? Io ho pensato, ma chissà cosa avrà visto magari conoscerà il mio papà, il mio babbo e robe del genere, insomma. Morale della favola: se ne vanno. Dopo qualche giorno mi arriva in aula il mio direttore un po' sconvolto e dice: ma cosa hai fatto quel giorno lì con la signora? Ma niente, praticamente quando siete entrati in collegi siamo salutati, sono stato gentilissimo, ho messo giù il tappeto rosso, insomma se devono prendere in affitto su di sopra i locali certamente non ho fatto delle birinchinate. Ah no, perché è un po' sconvolta. Passa qualche giorno ancora, arriva l'agente generale mi prende da parte e mi dice: senti, io mi sono licenziato, non voglio più venire a lavorare qua, e praticamente non voglio niente a che fare con te, e vattene via, perché questi qui il tuo datore di lavoro e il tuo direttore sono delle brutte persone, però ricordati che io non voglio condividere niente con loro. Io lo guardo, ho pensato, l'agente generale guadagna 25.000 euro al mese e sto qui, si licenzia per non avere problemi col marietto. Boh, che tipi strani. Morale della favola: questo signore, come si suol dire, non si fa più vedere. Il mio datore di lavoro, che era un massone, sapete, quelli però che si era messo nella massoneria solo per trarre guadagni, ma non era uno di quelli che veramente vuole evolvere a livello spirituale, però il suo karma l'aveva portato, anche se era un esime ignorante, ad avere successo a livello materiale, no? Morale della favola: passano i giorni, torna questa signora a parlare con me un po' sconvolta, e mi dice: senti, mi racconta un po' il mio futuro, e mi dice: sai, nel futuro ci sarà qualcuno che ti farà male perché non capirà chi sei, ma tu perdonali. E io l'ho guardata e gli ho detto: ma perché mi dovrà far male? E lei mi ha detto: lo farà per soldi. E io dico: beh, se io potrò difendermi lo farò gratis. Morale della favola: la cosa è finita qui. Quel agente generale si è licenziato dalla società, è diventato un broker, e nel cammino della sua vita ha incontrato il marietto e ha preferito stare tranquillino e non rompersi le scatole nel basso astrale. Bene, cari amici, questo è un racconto fantasy, come al solito, al vostro marietto, per far capire che ogni tanto nella via di Damasco si prende l'illuminazione. Grazie cari amici, e alla prossima, ciao!